Punto nascita, e stamattina uno scoop del Gazzettino di Venezia che sottolineava come chiuderebbe, non si sa ancora, il punto nascite all'ospedale di Portogruaro. L'ULSS 10, interpellata sull'argomento, preferisce non commentare. Allora noi siamo andati dal sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, che ci ha espresso il suo punto di vista su questa notizia che sta destando molto scompiglio non solo a Portogruaro ma in tutto il Veneto orientale. Antonio Bertoncello, sindaco di Portogruaro, la notizia è che chiude il punto nascite di Portogruaro, però vogliamo fare un po' di chiarezza su questo argomento. Cosa c'è di vero? Ma diciamo che credo che la stampa abbia un po' enfatizzato l'argomento, nel senso che ieri la giunta regionale, se le informazioni che ho sono corrette, ha tolto il vincolo del Consiglio Comunale per la nomina dei direttori generali. Questo era un problema che doveva essere risolto prima che venissero comunicate le schede, che poi è lo strumento per vedere quali sono le scelte regionali rispetto non solo al punto nascita ma anche a tutta l'organizzazione degli ospedali. Quindi diciamo che senza la visione di queste schede è stato un po' azzardato sottolineare che chiude il punto nascite di Portogruaro, o sbaglio? Secondo me sì, perché da quanto capisco io rispetto anche agli indirizzi nazionali ci troviamo in questo territorio del Veneto orientale con un unico ospedale di rete dove c'è San Donà, Portogruaro e Jesolo, dove Portogruaro viene indicato come un'area chirurgica, San Donà come un'area medica e Jesolo come un'area riabilitativa. All'interno di tutto questo c'è una grande soddisfazione per quanto mi riguarda il fatto che è stato previsto, oltre ai due primari già nominati, ginecologia e urologia, anche quello di disturbi alimentari e psichiatria. Quindi questa è un'altra delle scelte che ha fatto ieri la Giunta regionale che premia questo territorio. Possiamo dunque dire che il punto nascita a Portogruaro è salvo? Non posso dirlo finché non vedo le schede. Noi faremo l'impossibile, anche perché è logico che sia così, fare in modo che rimanga a Portogruaro.